Grazie Stefano, grazie a tutti gli intervenuti. Io sono stato lieto di accettare l'invito. Mi era stato offerto un panorama di argomenti estremamente vasto, ho cercato di ridurlo il più possibile e credo di aver cercato di riassumere i tre argomenti principali che possiamo affrontare se vogliamo parlare di laicità, che sono i costi della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e l'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici. Ci sono moltissimi altri argomenti di cui si potrebbe parlare, ma chiaramente ognuno di questi già da solo secondo me potrebbe occupare una serata di questo. Io per iniziare amerei sgombrare il campo da chiarire un po' un'argomentazione attraverso le definizioni di quello di cui stiamo parlando, perché c'è una abitudine ormai inveterata che deriva dall'impostazione voluta dalla gerarchia cattolica e dai cattolici in generale, che è quella di una differenziazione fra il laicismo e la laicità, come se il laicismo fosse una cosa negativa e cattiva e la laicità, soprattutto se adiuvata da aggettivi come sana laicità, buona laicità, laicità adulta, cose di questo genere, fosse invece la cosa positiva. Allora io ho voluto cercare alla radice il significato delle parole e sono andato a cercarlo su una fonte estremamente autorevole, che dopo vi citerò, che è un grande dizionario della lingua italiana. Fondamentalmente si fa presto, laicismo si dice complesso di atteggiamenti e di concezioni, potete leggerlo in autonomia, caratterizzati dalla rivendicazione della dignità intrinseca ed eminente della completa autonomia dei valori temporali e profani rispetto a quelli religiosi, dalla negazione di verità divine rivelate, dal rifiuto di istituzioni autoritariamente competenti a proporle, a interpretarle e a imporle, dalla rivendicazione della ragione del suo libero esercizio critico come unica fonte di conoscenza. Ma soprattutto, visto che parliamo anche di politica, sul piano politico e ideologico, il rifiuto del modello medievale di società civile e confessionale e in genere di ogni ingerenza da parte della religione e delle sue istituzioni nella vita politica, sociale, culturale o della concezione dello Stato come comunità che persegue propri fini autonomi e immanenti dotate di un ordinamento aconfessionale, istituzioni separate da quelle ecclesiastiche e un potere politico sovrano del tutto indipendente dalla Chiesa. Sembra che questa sia la definizione cattiva, mentre secondo la Chiesa cattolica quella buona dovrebbe essere la laicità come intesa come carattere laico di un'istituzione civile e politica per cui essa è indipendente nei confronti dell'autorità ecclesiastico-religiosa e dei suoi controlli, eccetera eccetera. È inutile che vi annoi leggendola tutta, perché di fatto le due definizioni coincidono, cioè non c'è una differenza fra laicità e laicismo. Quindi quando in un dibattito, quando ascoltate un relatore che vi dice la sana laicità contrapposta al cattivo laicismo, non ci credete, perché non funziona così. Parliamo del grande dizionario della lingua italiana Battaglia, è un dizionario di 22 volumi che è il riferimento per quanto riguarda la lingua italiana. Dal mio punto di vista, sono stato invitato come tale, chi è che difende di più la laicità in Italia? C'è un'associazione che si chiama UAR, cioè Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che è un'associazione che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici. Essere laici non significa essere atei, essere atei non significa per forza essere laici. Però la nostra associazione si pone come fini, la laicità lo pone fra i suoi obiettivi principali. Quindi gli atei e gli agnostici si può aspettarsi ragionevolmente che siano fondamentalmente dei laici. Anche i credenti possono essere laici, però non è una cosa che ci si può aspettare con la stessa facilità.
L'UAR è un'associazione di promozione sociale che le consente di ricevere, è una stagione vaglia, questa per ricordarlo, il 5 per 1000, che è una quota parte della dichiarazione di redditi che può essere devoluta alla ricerca scientifica, alle associazioni di volontariato e così via. Tra i valori a cui si ispira l'UAR ci sono la razionalità e il laicismo, quindi ecco perché sono stato chiamato, ecco perché io faccio un bello spot pubblicitario alla mia associazione. Rispetto dei diritti umani, libertà di coscienza, principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sull'identità di genere. Insomma, basta leggere la Costituzione, l'articolo 3 già lo dice. Che cosa vuole l'UAR? L'UAR vuole tutelare i diritti civili di milioni di cittadini che non appartengono a una religione, ma questo può forse non interessare a tutti, per esempio, ma vuole difendere e affermare la laicità dello Stato, un principio costituzionale messo seriamente a rischio dall'ingerenza ecclesiastica che non trova più alcuna opposizione da parte del mondo politico, e qui ci agganciamo alla politica. Altro obiettivo è promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo non religiose, non solo atei e agnostici. Per i mezzi di informazione non esistono, ma ormai è necessario far fronte al dilagare della presenza cattolica su stampa e canali radiotelevisivi, in particolare su quelli pubblici. L'UAR, per esempio, ha appena avviato, è in corso una campagna pubblicitaria, ci sono in varie città d'Italia appiccicati manifesti come quello che vedete, è un grande manifesto 6x3, dove la D di Dio viene cancellata, dice 10 milioni di italiani, perché 10 milioni è il numero che si valuta essere il numero di non credenti, vivono bene senza Dio, cioè l'io non nel senso di egoismo, ma è nel senso di individuo e di individualismo contrapposto a una forma invece di comunitarismo che non introduciamo perché sennò apriamo altri fronti. Chiudo con l'UAR dicendo che lo scopo dell'UAR è di cercare di non avere la necessità di esistere. Se non ci fosse necessità di una difesa della laicità, non ci sarebbe neanche necessità di l'esistenza di associazioni che la vogliono difendere. Dopo che avevo preparato la relazione è successo, quindi l'ho introdotta in maniera un po' improvvisata quasi, una sentenza che è estremamente importante, che ho ritenuto opportuno ricordare questa sera, perché è dell'altro ieri, credo del 29 giugno se non ricordo male. Sono quasi 20 anni che l'UAR chiede ai vari governi di turno di poter avviare trattative per la stipula di un'intesa. La Costituzione italiana prevede all'articolo 7 l'esistenza di un concordato con la Chiesa Cattolica. Chiesa Cattolica quindi che è religione di serie A. Poi l'articolo 8 prevede che si possano fare le cosiddette intese con altre religioni di serie B, che non possono avere un concordato ma che possono trovare una forma di accordo con lo Stato. Dopodiché ci sono i cittadini di serie C, che sono quelli che non possono neanche arrivare ad avere un'intesa con lo Stato. L'UAR, per cercare di ridurre questa differenziazione, questa discriminazione, più di 20 anni fa chiede di poter avviare le trattative per la stipula di un'intesa. C'è stata una sentenza del TAR nel 2008, un ricorso al Consiglio di Stato nel 2011, contro una sentenza del Consiglio di Stato che diede ragione all'UAR. Il governo tecnico di Mario Monti, che doveva essere un governo neutrale, ha pensato bene di presentare un ricorso squisitamente politico in Cassazione, sostenendo di dire: io non ho nessun motivo e dovere di spiegare perché non voglio fare un'intesa, non la voglio fare e basta, e non ho nessuna intenzione di dire perché non la voglio fare, non la voglio fare. Sostenendo quindi di essere libero di determinarsi come meglio crede e di non consentire a nessun altro potere di sindacare le sue scelte nella materia religiosa. Sembra un bambino che batte i piedi e dice: faccio così perché lo voglio io e basta. Ma per fortuna il 29 giugno 2013 le sentenze riunite della Cassazione hanno dato ragione al Consiglio di Stato e di conseguenza all'UAR e torto al governo. Quindi questa sentenza dice che il giudice deve poter entrare nel merito della legittimità delle decisioni di organi politici. Il significato intrinseco di questa storia che ho voluto richiamare è che
le rivendicazioni del WAR non sono campate per aria e sono foriere non tanto dei diritti degli associati WAR, ma anche di chi non ne fa parte o anche di chi è credente. La legge per la libertà religiosa che vige in Italia è del 1929, stiamo parlando di un'eternità fa, ed è completamente avulsa dalla realtà attuale. Nessun governo italiano ha voluto attuare una legge sulla libertà religiosa, e questa mancanza di una legge sulla libertà religiosa è un buco che ingoia come un buco nero tutto quello che di positivo potrebbe la laicità portare avanti nella nostra associazione, nella nostra società. Allora, dei 3 argomenti che mi sono stati affidati, chiudo quindi con la parentesi sulla sentenza positiva della Cassazione, che significa fondamentalmente che adesso bisogna i tribunali, il TAR e l'eventuale Consiglio di Stato potranno dire la loro, non indipendentemente da quelle che sono le scelte politiche, ma dal punto di vista giuridico, costituzionale e di rispetto della legislazione, della libertà, che le persone, i cittadini italiani non siano discriminati e che venga rispettato il supremo principio costituzionale, che è quello della laicità, sancito con una sentenza della Corte Costituzionale già parecchi anni fa. Allora, entrando un po' nel merito di alcune argomenti che mi sono stati affidati, forse il principale. Ho staccato il microfono. Eccoci, ci siamo. Eccolo, siamo ritornati, è tornata la voce. I 3 argomenti che ho deciso di si sente, sì? Non vedo accesa la spia del... La spia qui c'è, la spia in alto. C'è il microfono che ha qualche problema. Insomma, forse riuscite a sentirmi anche senza... Perché